Mi sembra che stia andando bene, cioè si sta riempiendo qui, quindi il tempo non ferma le persone, quindi il successo che era in qualche modo preventivato dalle adesioni mi sembra che si stia concretizzando. Diciamo che è una formula che è abbastanza vincente, anche perché mette insieme baccalà, il piatto tipico della nostra provincia, con i vini della nostra provincia più qualche altra specialità, qualche altra curiosità molto particolare. Ribadiamo il concetto che l'importante è esserci, anche perché comunque tutta l'area di degustazione è al coperto, quindi complimenti per la location che avete scelto, che è veramente importante. Non posso assumermi la responsabilità di questo perché non l'ho scelta io. Diciamo che la confraternita del baccalà ha fatto una bellissima scelta, il fatto di venire qua. Noi ci mettiamo il nostro know-how, il nostro sapere. Prima sentivamo la confraternita che era molto soddisfatta di questo binomio con l'AIS Veneto, con la delegazione di Vicenza, quindi mi sembra che funzioni, perché avete anche altri eventi in programma in questo grande mese del baccalà, no? Diciamo che è un matrimonio, una convivenza che sta durando da parecchio tempo, siamo alla terza edizione di Bacco e Baccalà e la confraternita parte da una esperienza ormai trentennale, quindi è consolidata, presente nel territorio, visto che il prodotto chiaramente è una delle caratteristiche, una delle feature principali del territorio a livello enogastronomico per la nostra provincia. E quindi il fatto di mettere insieme la conoscenza, la passione per il vino con la gastronomia è un matrimonio perfetto.